Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo quali sono gli influssi che riceviamo oggi, venerdì 7 febbraio 2020 e cosa possiamo aspettarci da questa giornata. Prima però di cominciare vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi anche al mio canale YouTube. Grazie sempre della vostra partecipazione. Dunque venerdì sappiamo che appartiene al dominio di Venere, è un dominio di un governatore molto benevolo, ma anche produttivo, non è soltanto pacifico e serafico, è proprio un dominatore che nel tentativo di donarci armonia ci mette comunque davanti a molte opportunità e molte occasioni, sia dal punto di vista sentimentale sia dal punto di vista lavorativo. Dunque giornata positiva di scambi, di intermediazioni, di soprattutto contatti con l'altro e pertanto sono sicuramente messi in primo piano gli scambi interpersonali con eventuali partner, soci, compagni, colleghi, e dunque i rapporti uno ad uno, ma anche le questioni legate ai diritti e di conseguenza anche questioni legali, però sempre tutto in chiave positiva. Dunque questa giornata, tra l'altro, appartiene al dominio mensile di Pesci, che dona quel tocco di fortuna che è associato a Venere. Abbiamo questo Giove e questo Venere dunque molto positivo, molto favorevole, giornata sicuramente da cogliere, dalla quale cogliere tutte le opportunità positive che arriveranno. La stella Capo, cioè la prima costellazione attraversata dalla Luna oggi, è Acquario e anche qui abbiamo un altro influsso molto benevolo che porta a estrema dinamicità mentale, sebbene qualche momento di pigrizia possa anche intercorrere nell'arco della giornata proprio a causa di un'opposizione che ci proviene da un segno d'acqua e da una costellazione appartenente all'elemento d'acqua e dunque ci saranno dei momenti in cui magari saremo più presi dal sognare ad occhi aperti che non dall'agire, però fondamentalmente sarà una giornata produttiva dove potremo sicuramente dare del nostro meglio e avere anche qualche buona intuizione dal punto di vista tecnico, se appunto abbiamo a che fare con qualcosa che non funziona, magari ci verrà quell'idea per come risolvere il guasto, oppure se qualcosa sembrava non procedere nel modo migliore, magari un'idea potrà permetterci di trovare una soluzione armoniosa e che appunto permetta di mettere d'accordo tutti. Questo dunque è una giornata, appunto, torno a dire, molto favorevole. Dovremmo soltanto fare attenzione un pochino allo stomaco, oggi è ancora un pochettino debole, dunque non lo sovraccarichiamo e anche a un po' ai reni, ci sarà sicuramente qualche cosa, magari qualche magari lieve infiammazione che ci costringerà magari a fare avanti e indietro dal bagno spesso. Vabbè, detto questo, l'ultima cosa a livello diciamo di salute potenziale che potremmo sperimentare oggi, magari qualche disturbo alla gola e alle vie respiratorie alte. Detto questo, torno a dire appunto giornata dinamica, giornata assolutamente favorevole e che ci permetterà appunto di collaborare molto positivamente ai progetti e di portare avanti sicuramente qualche cosa che magari era ferma da un po', oggi grande dinamismo. Io vi invito comunque a fare attenzione alle cose che ho menzionato, fare attenzione anche a qualche questione burocratica. Attenti, mi raccomando, siate sempre molto precisi, conservate tutte le ricevute sempre perché in giornate come queste è possibile che vengano fuori delle occasioni per cui la nostra precisione in questo senso ci tornerà molto utile. Grazie e auguro a tutti un buon proseguimento di giornata e ci troviamo con le previsioni per il sabato 8 febbraio 2020. Grazie e a presto.